Il capo della polizia, Franco Gabrielli, alla partenza del Giro d'Italia da Treviso per rinsaldare il rapporto strettissimo tra la corsa in rosa e la polizia stradale, sale sul palco per premiare due agenti della Polstrada di Padova, Andrea Caldone e Valentino Reati, che la scorsa estate lungo la A4 salvarono la vita a una famiglia di origini bulgare che in auto aveva imboccato l'autostrada contromano. Giro d'Italia che è anche un'occasione per ricordare quanto, in macchina o in bicicletta, sia importante fare grande attenzione in strada. Il monito arriva proprio dal capo della polizia. A volte non ci si rende conto che guidare una macchina, guidare un motoveicolo e guidarlo non con la giusta attenzione, con la giusta prudenza, è come avere un'arma e i propri comportamenti inevitabilmente possono ricadere sulle vite degli altri, che credo sia la cosa alla quale ognuno di noi dovrebbe sempre pensare. Ringrazia uomini e donne della polizia stradale Gabrielli, sottolineando come sia tra le forze dell'ordine più esposte. Ricordo che la nostra polizia stradale è la specialità che conta circa il 12-13% degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ma contribuisce sul versante dei caduti per oltre il 50%, a significare quanto sia anche un lavoro rischioso, un lavoro fatto anche di sacrifici. Solo quest'anno i caduti della Polizia di Stato sono stati prevalentemente operatori della Polizia stradale, quindi anche per questo veramente un enorme grazie.